Apocalisse capitolo 9, a quinta tromba. Quando il quinto angelo suonava la tromba, vedette una stella, che era a cielo, in coppa a tutta la terra. Fuirata che sta la chiave che lo puzzero zuffun. Chi sta rapette che lo puzzero zuffun, e subito rinda a kill, ascetta fuori un fumo, come rinda una fornace assai rossa, che scuraio sole sana sana e tutto il cielo. Arinda chi lo fumo ascettano i cavallette che si spannettano in coppa a tutta la faccia della terra, e fuirata a loro stesso potere che tenevano i scorpioni in coppa a terra. E fu comandato a loro, e non ramaggià né a levere, né chiante, e manca tutto l'albero. Avevano a cogliere invece solo tutti gli uomini che non tenevano sigillo e Dio, coppa a fronte. Non fu acconsentito a loro che fa morire, ma l'avevano regno degli uova per 5 mesi. E chi lo dormiente loro era succia una sofferenza e uno scorpione, quando non ne aveva pugnuta a essa. Dinta tutti gli giorni, tutti gli uomini vorranno asciare la morte, ma non la troveranno. Ad si diranno di morire, ma la morte starà arrasata a loro. Tutte quelle cavallette rassomigliavano a cavalli pronti per fare la guerra. Coppa a capo, tenevano corone che facevano ore, e a fiore loro era come a quelle l'uomini. Tenevano in capo i capelli come capelli delle femmine, e riente loro invece erano ammullate come riente dei leoni. Tenevano la panza che rassomigliavano un brocchiere fierre, e il rumore di tutte le scelle loro era sotto a chi lo fracassa che facevano parecchie carette, tirate a parecchi cavalli, lanzate per fare una sarda. Tenevano a coro come a chi dei scorpioni, erano chine spenzone. Dinte coro loro stava chi lo potere dormente, a gente per 5 mesi. Angelo Zuffun era un re loro, chi rindare in quella breia si chiamava perdizione, e rindare in quella greca Zuffunatore. O primo guai è passato, ci stanno ancora di 2 guai roppa a chiste. A sesta tromba. Poi suonai a tromba o sesta angelo, e tanto sentite una voce che sceva a rindelate chi lardare ora, che stava innanzi a Dio, e che la voce diceva a chi lo sesta angelo che suonava a tromba. Sciogli gli 4 angeli che stanno incatenati e mandano in coppa a chi lo ciuma assai rosso e l'eufrate. Fu subito sciuvute che gli 4 angeli preparati proprio per loro, per i giorni, per i mesi, per l'anno, per far zuffare una notizia di tutta la gente della terra. Un numero che gli squadre e cavalli erano 200 milioni, perché sentite buono che lo numero. E così, a comparettere innanzi a me i cavalli e i cavalieri, tenevano in cuore le turagune e fuoche, e giacinto e zurfe. I capi che gli cavalli erano come i capi dei leoni, e in da bocca loro asceva il fuoco, il fumo e il zurfo. Lo terzo tutta la gente che stava in coppa a sta terra fu in accesa, e che stu fragile ero fuoco, ero fumo e lo zurfo che asceva in da bocca loro. A forza che gli cavalli stavano in da bocca loro, e in dai cori loro, e i cori loro assomigliavano a sierpe, che cacciavano la gente che a capo a loro. E con tutte queste, chi lo riesse tutta la gente della terra, che non murettero in mezzo a tutti questi fragili, continuavano a fare e dei che loro in mano. Non fernettano e alla vera monia, e a se buttare la faccia in terra, innanzi a tutti gli dei e oro, e argento, e a bronzo, e prete, e ligname, che non erano capaci né vedere e né sentire, e manca camminare. Chi lo riesse continuavano a cirere la gente, a fangiarmi, a sarà a tutto un male e a rubare.